Ma quanto costa davvero il servizio di un musicista? Parlo in generale, che nessuno si offenda, ovviamente. Quando qualcuno immagina il prezzo per un musicista che vorrebbe ingaggiare, spesso valuta soltanto le 2-3 ore o la giornata per l'evento, ma quelle ore sono soltanto la parte visibile di un lavoro che in realtà può durare da una vita intera. Dietro a un musicista non ci sono soltanto il microfono, la chitarra, il piano, il sassofono o una console. Ci sono tanti anni di studio, scuole, esercizi ripetuti migliaia di volte e una vita sacrificata mentre magari gli amici andavano a divertirsi. Tutti questi sacrifici spesso venivano fatti quando non si guadagnava suonando la musica, ma ci si stava preparando sperando un giorno di poter farne un lavoro. Ci sono strumenti che costano moltissimo, manutenzioni, corde, ance, Custodie, mixer, cavi, luce, tutto quello che può servire per fare uno spettacolo professionale. Poi ci sono le automobili, i furgoni, c'è anche chi ha dei camion e a questi serve il carburante, le gomme, il bollo, le assicurazioni. ah sì, anche comprarli. E poi c'è tutto quello che non si valuta mai, le prove, L'organizzazione, le telefonate coi clienti, i messaggi con gli amici dei clienti, il viaggio carico-scarico, il soundcheck, smontaggio e magari torni a notte fonda. Dietro a tutto questo c'è comunque un corpo che il musicista utilizza. È stanco, ha mal di schiena, mal di collo, pensieri personali, stanchezza, ma lui deve sorridere davanti a tutti e fare la sua miglior esibizione. Il pubblico vede il sorriso, l'energia che mette sul palco e quanto bello è vedere un pubblico sorridente che ti applaude e si diverte grazie alla tua musica, ma spesso non si vede tutto quello che c'è prima e neanche tutto quello che avviene dopo. E allora forse la domanda non dovrebbe essere quanto è costato a quel musicista diventare la persona che avete di fronte. E soprattutto il prezzo paga una cosa che nessun strumento può sostituire, la persona che lo suona. Musica!